La quarta giornata di ritorno del campionato di calcio di C2 Girone C potrebbe risultare favorevole al Foligno, che ospita la Civitanovese nell'incontro clou della giornata. Tutte le altre antagoniste infatti sono impegnate in trasferta: il Brindisi a Giulianova, il Fano a Macerata, il Teramo a Cesenatico e la Centese a Matera. Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa a Cattolica, che ha consentito di cancellare lo zero nella casella delle vittorie in trasferta, i biancazzurri di mister Salvori sono ora chiamati ad una verifica e ad una conferma di quanto di buono hanno fatto vedere in terra romagnola, e il calendario offre loro una mano con 2 partite consecutive da disputare al 21 settembre. Parlavamo di verifica e di conferma. Il 2-0 di Cattolica, infatti, pur meritato e prezioso, non può aver sciolto tutti i dubbi né risolto tutti i problemi del Matera. Ci si chiede infatti quanto abbia contribuito al successo l'inconsistenza o quantomeno la demotivazione degli avversari, ormai virtualmente retrocessi. In queste 2 settimane il nuovo allenatore ha avuto modo di approfondire la conoscenza dei giocatori a disposizione sotto il profilo tecnico e umano, rilevando le caratteristiche di ciascuno in vista di una utilizzazione più confacente alle esigenze della squadra. Salvori ha lavorato anche sulla velocità per cercare di sveltire la manovra, soprattutto in fase di impostazione. Per tutti questi motivi la gara di domani è attesa con curiosità dai tifosi materani, che si augurano di poter vedere gli effetti non solo psicologici del cambio dell'allenatore. L'avversario di turno, la Centese, fa parte del gruppo di testa della classifica, distanziata di 4 punti dal Brindisi, ma con una gara da recuperare in casa con il Foligno. Partiti senza grosse ambizioni, i romagnoli con un rendimento abbastanza regolare si trovano nelle zone alte della graduatoria, pronti a dire la loro nel discorso promozione. In trasferta hanno ottenuto 8 punti, frutto di 4 pareggi e 2 vittorie a Forlì e Cesenatico. Punto di forza della squadra è l'attacco, il secondo del campionato con 21 reti. Da questi dati risulta evidente che si tratta di una squadra che non fa ricorso a tatticismi esasperati, e questo potrebbe anche far comodo al Matera se i biancazzurri avranno ritrovato il bandolo della matassa del gioco con una manovra più fluida. Per quanto riguarda la formazione, Salvori non ha ancora sciolto tutti i dubbi che riguardano soprattutto il recupero di Piocchi, che, se dovesse farcela, prenderebbe il posto di un centrocampista. In caso contrario scenderebbe in campo la stessa formazione di Cattolica. Arbitrerà l'incontro Papponetti di L'Aquila.